A Cividale l'ultimo saluto a Elena Lo Duca, morta nello spegnimento del rogo a Cialla. Sulla bara il casco della protezione civile e il berretto della polizia. Federica, un esempio di generosità. Riccardo in lacrime abbraccia il marito. Nuovi fronti di fuoco sul Carso, la Bora non aiuta, fiamme a pochi metri dalle abitazioni, evacuata tutta la frazione di San Michele, a Savogna di Sonzo, il sindaco Pisca è doloso, il primo cittadino di Gorizia Ziberna, chissà parli. Si è presentato come corriere incaricato di ritirare merce per una compagnia di consegne, si è fatto consegnare pacchi per quasi 60.000 euro e se n'è andato ad essere truffato un negozio d'abbigliamento di Udine. Malori sul posto di lavoro per il caldo di questi giorni hanno indotto INPS e INAIL a concedere alle aziende la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria. La si sta valutando anche nelle imprese friulane dove si segnalano malesseri. Ritorna dopo 2 anni di stop l'Air Show delle Frecce Tricolori a Lignano Sabbiadoro, 2 ore di spettacolo ammirato da migliaia di persone accorse in spiaggia. Il comandante Bertoli, ci mancavate. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Nella nostra regione si continua a combattere contro i roghi che hanno ripreso forza. Qualcuno ha il dubbio, altri la certezza che ci siano di mezzo dei piromani, dunque il dolo. Continua la battaglia, dicevamo, ma oggi ci si è fermati a Cividale per l'ultimo saluto alla vittima di questi incendi. Elena Lo Duca, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, che in qualità di volontaria della Protezione Civile giovedì scorso ha perso la vita proprio mentre stava combattendo in prima linea contro le fiamme a Prepotto. Numerose le autorità intervenute oggi in Duomo a Cividale. Sentire il dovere di aiutare la propria comunità. Questa è la forza della nostra protezione civile, ha detto il presidente della regione Massimiliano Federica. Il tricolore ad avvolgere la bara e ai 2 lati del feretro il berretto da agente di polizia e il caschetto che viene dato in dotazione ai volontari della protezione civile. Sono stati celebrati questa mattina in Duomo, a Cividale del Friuli, alla presenza tra gli altri del presidente della regione Massimiliano Federica, i funerali di Elena Lo Duca, la donna di 56 anni morta giovedì scorso dopo essere stata travolta da una caccia nel rogo divampato a Cialla, in comune di Prepotto, dove era impegnata in prima linea per contrastare le fiamme. Centinaia gli uomini e le donne della protezione civile che hanno preso parte alla funzione in chiesa e sul sagrato, dove è stato allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. Tutta la comunità si è stretta attorno ai parenti di Elena. Numerose le autorità intervenute, tra tutti il presidente della regione Massimiliano Federica con diversi assessori della giunta. L'esempio che ha dato sia Elena ma che danno i volontari è quello di vedere mettersi a disposizione degli altri, soprattutto in momenti difficili, non come un favore che si fa per generosità, ma come un dovere. E questa è la forza della protezione civile di Friuli Venezia Giulia, si sente il dovere di aiutare la propria comunità. Ed è quello che forse probabilmente contraddistingue la nostra protezione civile rispetto ad altre realtà anche in altre aree del paese. Per la comunità, per tutti noi una grande perdita, era una ragazza impegnata professionalmente, una ragazza impegnata anche nel volontariato, un grande esempio. La cerimonia funebre è stata officiata dalla vicario del vescovo di Udine, Monsignor Guido Genero. Alle esequie, oltre alle locali autorità civili e militari, era presente il vice direttore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della polizia criminale, il prefetto Vittorio Rizzi, in rappresentanza del capo della polizia, che al termine della cerimonia ha voluto esprimere ai parenti di Elena il dolore di tutta la Polizia di Stato. Chi conosceva bene Elena Lo Duca è il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che ha ricordato il loro primo incontro, che fu uno scontro, ha detto, una donna determinata, generosa, poi l'abbraccio con il marito di Elena e la commozione nella giornata dell'ultimo saluto. È stretto e commosso l'abbraccio tra il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi e il marito di Elena Lo Duca, Gianluca Quercic, al termine della funzione. E forse la cosa ancora più grande che lascia sono le parole della sua famiglia, di suo marito,
che anche adesso dice, come ci siamo detti appena è accaduto, perché io sono arrivato lì e lui era lì con lei, e io gli ho detto era una guerriera e lui mi ha detto dobbiamo andare avanti, ed è la cosa che mi ha ripetuto adesso ed è la cosa che vorrebbe lei. Lei è ancora naturalmente commosso in questo momento, ma come dice il marito di Elena bisogna guardare avanti e purtroppo l'emergenza incendi continua. Pensavamo di averla lasciata alle spalle questa cosa e abbiamo sperato tanto nelle piogge. Le piogge sono arrivate ma sono state molto limitate. Abbiamo 2 punti di crisi: completare a breve quella viabilità che abbiamo condiviso ieri in Varresia e adesso abbiamo il fuoco a 500 metri dalle case sul Carso, a San Michele del Carso, quindi dobbiamo riuscire a contenerlo sperando che il vento non ci venga contro. Purtroppo però la situazione nel corso del pomeriggio è ulteriormente peggiorata, con le fiamme che hanno preso ancora più forza, alimentate dalla bora, e così il sindaco di Savogna d'Isonzo ha deciso di evacuare sostanzialmente l'intera frazione di San Michele. Fiamme fino a pochissimi metri dalle abitazioni. Le fiamme non si fermano, anzi, ieri sera hanno ripreso vigore nella zona di San Michele del Carso, coinvolgendo tutto il monte. Nella notte erano state evacuate 25 famiglie, ora l'ordine è stato esteso ad altre 200 persone nei comuni di San Michele, De Vetacchi e Marcottini, mentre Gabria Superiore è in preallarme. Il vallone resta chiuso, mentre il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisin, parla di situazione pessima. Sul posto, dall'alba, hanno iniziato a operare 2 Canadair e 2 elicotteri. Verso ora di pranzo la situazione sembrava migliorare, ma il vento, contrariamente alle previsioni, non ha dato tregua, rendendo durissimo il lavoro dei vigili del fuoco italiani e sloveni, degli operatori della forestale e della protezione civile. Nel corso della giornata gli elicotteri sono saliti a 4, mentre un Canadair è rientrato alla base, ma ne è tornato dopo poco un altro e domani potrebbero essere in 3. Questa volta ci sono pochi dubbi sull'origine delle fiamme. So che ce la faremo a sconfiggere questo fuoco, a finirla, perché veramente dopo 12 giorni mi pare che ci sta un po' perdendo anche così in giro, sembra questa situazione, a parte che penso che questa volta purtroppo il principio del centro sia stato fatto da parte dolosa. Siamo andati allora nelle frazioni isontine maggiormente interessate dall'incendio. Abbiamo incontrato alcuni residenti che sono rimasti a casa nonostante le fiamme siano davvero arrivate a ridosso delle loro abitazioni. È un po' drammatica la situazione, sono cose che succedono e no, non è la prima volta, anche anni passati sì, solo che adesso c'è un po' più di sorveglianza. Gli anni passati, si parla di 20 anni fa, 30 anni fa, andiamo da soli coi secchi, perché non vedo che ci siano pericoli. Poi, insomma, non dico abituati, ma quasi sì. Non ha paura questo signore che vive sul vallone tra De Vetacchi e Gabria Superiore. Le fiamme sono dall'altra parte della strada, ma per lui, sua moglie e i suoi 2 cani non c'è timore. Decisamente diversa la situazione in altri comuni dove, nonostante il massiccio impegno dei mezzi dei pompieri, alla fine ieri sera è stato necessario lo sgombero esteso questa sera a tutti i residenti di San Michele del Carso, De Vetacchi e Marcottini, per un totale di 200 persone che saranno ospitate nella palestra di Savogna d'Isonzo e in quella di Monfalcone. La notte era veramente tremenda, non abbiamo dormito, siamo ancora qua, meno male che noi abbiamo un camper e siamo riusciti a venire fino a qua così. Però io volevo fare una segnalazione veramente a questi 2 piloti della Eli Friuli, e veramente sono delle persone che si dovrebbe fare un elogio. È un paese piccolo, cosa vuoi che sia? L'altro giorno era drammatica, visto col fumo. Meno male che adesso speriamo che si risolva in tempi rapidi, perché sennò qua non resta più niente.
Avete sentito prima le parole del sindaco di Savogna d'Isonzo. Credo che questa volta la natura dell'incendio sia dolosa, ha detto. Dello stesso parere e anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Di Siberna, che dice: se qualcuno ha visto o sentito qualcosa parli, informi le forze dell'ordine. A far pensare all'ipotesi del dolo e anche il fatto che le fiamme sono partite da bordo strada. Sentiamo le parole del sindaco di Gorizia. Lungo la strada statale 55, la strada del Vallone, all'altezza di San Michele del Carso e di Gabria, ci sono stati nuovi inneschi che hanno costretto ad evacuare molte famiglie da parte di San Michele del Carso, per le quali è previsto la possibilità di essere ospitate presso una palestra di Savogna. Abbiamo tantissimi indizi che ci fanno ritenere che sia opera della mano di un uomo, ma non di un uomo qualsiasi, di una persona idiota e di un mascalzone. Se qualcuno vede qualche movimento sospetto, avvisi immediatamente le forze dell'ordine, denunci queste persone, queste canaglie che non esitano a mettere in pericolo l'incolumità, oltre che naturalmente un bene stupendo, quello del Carso. Ci impiegheremo dai 15 ai 25 anni per ripristinare l'ecosistema sul Carso, ma non esitano a mettere a repentaglio incolumità e anche vita, come sappiamo, di tanti operatori che con grande generosità si stanno sacrificando per il bene di tutti, anche per il bene di questi mascalzoni che invece ritengono di fare i brillanti appiccando il fuoco. In totale sono 150 i volontari che oggi operano sul fronte degli incendi in regione a supporto dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale regionale. Sono presenti anche vigili del fuoco e volontari sloveni. Gli altri incendi attivi in questo momento in Friuli Venezia Giulia sono quelli di Taipana sul Gran Monte, uno a Frisanco sul Monte Rauto, uno a Resia, che però in questo momento si limita alla semplice sorveglianza. E a proposito del rogo sul Gran Monte, sopra Monte Aperta, frazione di Taipana, sono 2 le colonne di fumo che si sono levate sopra la montagna, anche in questo caso alimentate dal vento. Il fumo è visibile a grande distanza, con diverse segnalazioni anche da Udine. Sul posto al lavoro per lo spegnimento i volontari della Protezione Civile, supportati da un elicottero e dai vigili del fuoco. Incendio oggi pomeriggio alle 16:30 in riva a Livenza, a Sacile. Ad andare a fuoco il magazzino del Canoa Club. Dovremo vedere adesso anche le immagini, eccole. Una ventina le imbarcazioni completamente distrutte dal rogo. Sulle cause stanno indagando i vigili del fuoco di Pordenone, intervenuti sul posto assieme a carabinieri e polizia locale. Non si esclude il dolo, dal momento che l'origine delle fiamme è da ricercare nel canneto adiacente al magazzino. Le alte fiamme e il fumo, visibili a centinaia di metri, sono state domate nel giro di pochi minuti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Da un lato gli incendi, dall'altro la carenza idrica. Per evitare che in futuro la siccità metta in ginocchio l'agricoltura, come è successo quest'anno, la Regione sta predisponendo un piano strategico grazie a fondi propri e risorse del PNRR. Oggi l'incontro a Udine con i 3 consorzi di bonifica regionali, ormai alle prese con acqua contata. Quasi un centinaio di milioni di euro, tra fondi della Regione e risorse del PNRR, sono previsti nell'ambito dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia per far fronte alla crisi idrica e al cambiamento climatico nei prossimi anni. Perché se nell'immediato la siccità che mette in ginocchio il Friuli può essere frenata solo dalla pioggia, per il futuro serve una strategia mirata, come illustrato nell'incontro con i 3 consorzi di bonifica, Pianura Friulana, Cellina Meduna e della Venezia Giulia, dall'assessore regionale Stefano Zanier, che ha elencato le risorse messe in campo dalla Regione. Per il sistema dei consorzi in totale sono 23 milioni in questa tornata, altri 5 erano già stati messi nella tornata precedente e più dobbiamo contare che ci sono alcune progettualità che sono in corso di valutazione e conclusione dei bandi PNRR per svariate decine di milioni. Qui ragioniamo su una serie di investimenti sia dal punto di vista della raccolta per quelle irrigazioni di soccorso e di precisione, sia dal punto di vista dell'incremento sostanziale dei fondi rispetto alle conversioni irrigue.
Il vertice a Udine, alla presenza delle associazioni di categorie agricole, è servito anche per fare il punto sull'attuale difficile situazione legata alla grave siccità. Sulla pianura isontina, che lavora molto col fiume Isonzo, la situazione è molto critica. Sulla pianura friulana abbiamo delle criticità sulle falde, abbiamo veramente poca disponibilità, se arriviamo 10-15 giorni, ma di fatto monitoriamo a giornata. Nella bassa pianura pordenonese abbiamo ormai diversi corsi d'acqua di risorgiva completamente asciutti e quindi anche gli attingimenti da parte degli agricoltori autorizzati su quei corsi d'acqua purtroppo non riescono più a irrigare. E poi ci sono sempre più famiglie che a causa della siccità sono impossibilitate a prelevare acqua potabile. Così da oggi in Viale Zuccherificio a San Vito è a disposizione dei cittadini una cisterna messa a disposizione dal Comune. Per le persone con difficoltà invece resta attiva la consegna a domicilio dell'acqua. Come potete vedere è arrivata una cisterna a disposizione delle persone che sono prive di acqua e quindi hanno necessità di approvvigionarsi in maniera autonoma in questo caso, perché la cisterna contiene 3.000 litri e la cittadinanza, quindi le persone che sono prive di acqua possono venire qui muniti di tanica e quindi possono usufruire di un'acqua che è fornita da LTA e chiaramente poterlo utilizzare per usi sanitari. Le segnalazioni purtroppo non si sono fermate, anzi aumentano. In questo momento siamo più o meno a 2-3 segnalazioni al giorno. Ci auspichiamo che chiaramente arrivi la pioggia, perché è l'unico sistema per poter garantire che le falde comunque possano ricostituirsi. Quello che possiamo garantire noi nell'immediato, nel momento in cui ci danno segnalazioni di carenza di acqua, è la possibilità di avere a domicilio delle sacche, che sono sacche da 2 litri di acqua, sempre ad utilizzo sanitario. Ovviamente questo nell'attesa che magari un idraulico vada a visionare l'impianto e poi si veda l'evolversi della situazione. Malori sul posto di lavoro per lo stress termico dovuto al caldo di questi giorni hanno indotto INPS e INAIL a correre ai ripari, concedendo alle aziende la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria. È la prima volta che questa procedura viene invocata per il caldo eccessivo e a questa possibilità stanno pensando anche alcune aziende del Friuli, dove in questi giorni sono già diverse le segnalazioni di malesseri. Il caldo di questi giorni è stato posto in relazione all'aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Per prevenire le patologie da stress termico, INPS e INAIL hanno emanato delle linee guida sia per la gestione del caldo che per l'accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le imprese potranno chiedere all'INPS il riconoscimento di cassa integrazione ordinaria quando il termometro supera i 35 gradi. Adesso l'emergenza è nazionale, ma in particolare anche nella nostra regione ci sono stati picchi di caldo talmente alti in cui abbiamo avuto malessere nelle fabbriche di persone che sono state anche portate via con le ambulanze. Ma ben venga questa norma, perché comunque fa chiarezza finalmente. Qualora dovesse verificarsi un infortunio e si rileva che gli elementi erano tali da consentire la cassa integrazione non si è fatta, può diventare un infortunio sul lavoro. Avete già avuto segnalazioni? Al momento no, di sofferenza sì, tant'è che alcune aziende hanno installato dei rinfrescatori per far fronte a queste situazioni di grave pericolo, ma c'è comunque una sofferenza. Più dura il caldo e più dobbiamo intensificare l'attività per aprire le casse integrazioni e monitorare le aziende perché tengano conto della salute dei lavoratori. Finge di essere un corriere espresso e ritira vestiti per 56.000 euro. Quando al titolare della New Manifatture Tessili di Udine sorge qualche dubbio, ormai è troppo tardi. Indagano i carabinieri. Ha finto di essere un corriere espresso e neanche senza troppo faticare è riuscito a rubare capi d'abbigliamento per un valore di 56.000 euro, 47 scatoloni contenenti 800 vestiti già pronti per essere spediti non solo in Italia ma anche all'estero. Un episodio che la New Manifattura Tessili di via Paparotti a Udine non dimenticheranno tanto facilmente. Si è presentato un corriere per ritirare della merce e nonostante ci fossero state delle verifiche e delle conferme che si poteva caricare la merce, purtroppo questo personaggio non era il corriere che doveva venire a caricare le nostre cose.
Aver prestato scrupolo e massima attenzione non è servito ad evitare un furto, probabilmente su commissione, sul quale ora indagano i carabinieri. Nonostante noi mettiamo in pratica tutte le procedure per salvaguardare le nostre spedizioni e il nostro lavoro, questa volta purtroppo non sono state sufficienti per far sì che questi malviventi ci fregassero le nostre spedizioni. La sede staccata del Marinelli di Udine è stata oggetto di furti e vandalismi. Un collaboratore scolastico ha denunciato ai carabinieri di aver trovato danneggiato una macchina delle pulizie e poi un distributore automatico dal quale sono state rubate le monetine. I vandali sarebbero riusciti ad accedere alla struttura dopo aver forzato un infisso. Al vaglio dei carabinieri di Campoformido anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona. Vediamo ai dati della pandemia, i nuovi casi di Covid in regione sono 1.629, rilevati attraverso 8.118 test. I ricoveri in terapia intensiva sono 6, le persone accolte in altri reparti sono 307. Si registrano 9 vittime, 2 a Trieste, 5 a Udine, 1 a Pordenone, 1 a Gorizia. Calano a livello nazionale più lentamente in Friuli Venezia Giulia le nuove infezioni da Covid, aumentano le reinfezioni dei guariti. Sul fronte delle vaccinazioni resta molto lontano l'obiettivo delle 100.000 quarte dosi al giorno. Per la seconda settimana consecutiva calano i nuovi casi di Covid-19. Dal 20 al 26 luglio sono diminuiti del 25% a livello nazionale, del 12% in Friuli Venezia Giulia. Continuano invece ad aumentare i decessi, più di 1.000 in una settimana in Italia contro gli 823 della precedente. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. A crescere sono anche le reinfezioni dei guariti. Nell'ultima settimana l'incidenza è salita al 12%. In Friuli Venezia Giulia sono sopra alla media nazionale i posti letto in area medica, 23,2%, mentre sono al di sotto della media quelli in terapia intensiva, 4%, occupati da pazienti Covid. Tornando ai nuovi infetti, i casi ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana sono diminuiti del 18,5% a Gorizia, del 17% a Pordenone, del 15,5% a Trieste e del 6,2% a Udine. Sul fronte delle vaccinazioni, la Fondazione Gimbe segnala come siano in aumento le somministrazioni quotidiane delle quarte dosi, che si attestano comunque poco sotto le 52.000, quasi la metà del target fissato di 100.000. Nella nostra regione il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 9,2% contro la media nazionale del 12,2%. Il questore Manuela De Bernardin Stadoan lascerà lunedì Udine per assumere lo stesso incarico a Treviso. Al suo posto arriverà l'attuale questore di Lecco Alfredo D'Agostino. Oggi la dirigente udinese ha salutato i colleghi. Sono con il questore di Udine, queste sono le sue ultime ore alla guida della questura friulana, perché da lunedì va a guidare la Polizia di Stato a Treviso, vero? Sì, sono stata trasferita lì e cambio regione, cambio provincia. Con che spirito affronta questa nuova avventura? Mi spiace molto lasciare questa provincia che mi ha dato molte soddisfazioni. Una provincia ricca di molti aspetti diversi, ricca di storia, ricca di realtà economiche, culturali, anche dell'istruzione molto importanti, ricca anche di un ordine pubblico importante ma piacevole, quindi insomma, soddisfacente. Mi rimarrà comunque una sensazione tutta particolare di questi 2 anni completamente diversi da quelli che eravamo abituati a vivere, dove però abbiamo lavorato in rete, tutte le istituzioni insieme, dove abbiamo sperimentato anche modelli organizzativi interessanti, dove penso abbiamo fatto molto per proteggere questa collettività dalle varie criticità che abbiamo affrontato.
Il questore De Bernardin Stadon era questo pomeriggio a Lignano per assistere all'Air Show. Migliaia le persone in spiaggia con il naso all'insù. La pattuglia acrobatica nazionale è tornata nella località balneare friulana dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia. Al termine dello spettacolo il nostro Daniele Paroni ha avvicinato il comandante della PAN, Stefano Witt. Stefano Witt è il comandante della pattuglia acrobatica nazionale, ha appena terminato il volo. Ricordo anche Riccardo Chiapolino, lo speaker, che è di Noiaris di Sutrio. Invece in questo caso abbiamo una persona che è nativa di San Vito, anche se la sua vita l'ha fatta a Fossalta di Portogruaro. Il fatto di essere nativo di qua, comandante, volevate fare ancora doppiamente bella figura? Beh sì, questo è il litorale di casa anche per me. Noi di fatto come reparto, come Frecce Tricolori, ci addestriamo qui a Lignano tutti gli anni, perché l'addestramento delle Frecce Tricolori va avanti durante tutto il periodo dell'anno. Durante l'inverno ci addestriamo anche su mare, perché gran parte delle manifestazioni aeree vengono di fatto volate sul litorale. L'addestramento su terra è diverso da quello su mare voliamo con dei riferimenti in mare, delle boe, delle barche posizionate in i punti strategici per svolgere questo volo che di fatto è tutto a vista. Quindi qui a Lignano durante l'inverno ci addestriamo tantissimo, era 2 anni che non potevamo venire qua a volare la manifestazione proprio per le limitazioni dovute alla pandemia. Quest'anno finalmente siamo tornati a esibirci davanti al pubblico di casa e ci fa enormemente piacere. Senta, volare a rivolte, volare qua, cambia qualcosa o no? Sì, tecnicamente è molto diverso, a rivolto voliamo su dei riferimenti a terra che sono strade, case, riferimenti visivi. Qui su mare ovviamente è tutto uguale, perché il mare è piatto, dobbiamo mettere dei riferimenti in mare che sono delle boe, le vedevate qui di fronte a noi. L'addestramento è diverso, ci sono delle manovre che vanno condotte guardando riferimenti diversi e ci sono dei tecnicismi tutti nostri che vanno appunto formati, quindi vanno ripetuti dei voli anche su mare per rendere possibile lo spettacolo che avete visto oggi. Spilimbergo ospiterà domani la convention dell'Ente Friuli nel mondo, con rappresentanti da decine di fogolars da tutto il mondo che arriveranno in Friuli. Le celebrazioni, che coincidono con il centenario della scuola Mosaicisti, saranno trasmesse in diretta su Telefriuli a partire dalle 16:30. Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, ma anche dall'Europa e dall'Italia. I fogolars furlani di tutto il mondo si riuniscono in Friuli per la Convention 2022 dell'Ente Friuli nel mondo, in programma domani a Spilimbergo al Teatro Miotto. Una scelta precisa quella di Spilimbergo, dato che si festeggia in concomitanza con il centenario della scuola Mosaicisti del Friuli e l'inaugurazione della mostra Mosaici e Mosaici. Sul palco quindi si alterneranno momenti dedicati alla storia del mosaico e a quella dell'immigrazione friulana, con la possibilità di assistere da tutto il mondo alla celebrazione. Infatti Telefriuli trasmetterà in diretta a partire dalle 16:30 la festa, e attraverso lo streaming tutti i 140 fogolars sparsi per il mondo potranno collegarsi con la terra natia e seguire i lavori e la festa. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.